L'uso del cappello per la sua funzione protettiva è conosciuto fin dai tempi più antichi. Fu portato da contadini e pellegrini per ripararsi dal sole e dalle intemperie e solo nel XIV secolo cominciò ad avere forme diverse. Quando si parla di cappello viene subito alla mente il borsalino, ormai consacrato in tutto il mondo come il migliore. Sono usciti da questa casa il terei per la caccia grossa, lo portava il Negus, la paglietta dei Chevalier, il rolè nero di Caruso, la bombetta di Mussolini, il capelase romagnolo di Fellini e, gloria delle glorie, il cilindro di Fred Astaire. In campo femminile non sempre ha avuto la giusta considerazione, pur essendo un accessorio di grande femminilità. In suo onore è stata organizzata proprio in questi giorni di carnevale una serata nei saloni di una affermata sartoria di Roma e noi, curiosi, siamo andati a ficcanasare. Come mai la scelta di questo tema? Beh, è un tema direi molto stuzzicante nella moda, perché il cappello, che ha avuto un periodo forse di decadenza, adesso penso che debba tornare in auge. E poi è un tema che indubbiamente porta le donne a tornare a dei temi andati, romantici, femminili, pieni di glamour, direi, no? Ma il cappellino che lei indossa sembra un modello abbastanza particolare. Il mio è un cappello autentico anni 50 che è apparso in un film di Audrey Hepburn, era su Audrey Hepburn. Aldo Navarro, presidente del gruppo Moda Roma. Cappello stupendo, ma francese, come mai? Come mai? Questa è una cattiveria, questa. Lo tolgo. Non posso parlare come presidente col cappello in testa. No, ma tu dovresti rappresentare la moda italiana. Ma siccome qui stasera era una cosa spiritosissima, eravamo tra amici, l'unico tocco francese, eccolo qua. Dico, è una cosa un po' particolare. Un cappello da lift. Non voglio sminuire la moda francese, assolutamente. Ecco avanzare il mago Merlino e la fata Morgana. Ora, per dimostrare la loro capacità, con un colpo di bacchetta ci trasferiamo da Via Gregoriana a Palazzo Chigi. Ho fatto una piccola deviazione, sono andato in Perù al seguito di quel viaggio che ha avuto grande successo, di cui siete al corrente, e mi sono portato indietro un piccolo presente molto grazioso, molto utile. Mia moglie non è stata molto contenta, ma va benissimo. Perché ti nascondi dietro la veletta? Non mi nascondo, è più che altro un travestimento momentaneo. Cioè legato alla festa? Sì. La libertà in America l'hanno tolta per restaurarla. Eh sì? E beh, eccomi qua allora. Dopo il XIV secolo il cappello cominciò ad avere anche una funzione decorativa. Il cappello si ornò di nastri, piume, pelliccia, eccetera. In campo femminile il cappello cominciò ad essere di moda solo dopo la Rivoluzione francese e per tutto l'Ottocento si sbizzarrì nelle forme più leggiadre. Dobbiamo dire che certamente tutti hanno dato sfogo alla loro fantasia per rappresentare le varie epoche.
Dopo alcune ore, e prima che l'ambiente assumesse un aspetto felliniano, come tutte le serate d'onore si è passati alla premiazione dei migliori. In campo femminile ha vinto questo cappello nero, gentilmente prestato da Jean Berthet, costumista che lo ha realizzato per il famoso film My Fair Lady, mentre per gli uomini è arrivato in finale questo splendido Rigoletto.